guarda che c'è qua, Andrea. Luisa, ma che è successo? Ma è troppo bella sta tavola. Ma che signor bello. Ti faccio Ragazzi, trovare tante cose belle oggi. basta, già sono stanco. No, ma qua... Sei stanco? Oggi io penso che tu resterai un po' così. Ma mi hai fatto una sorpresa. Ragazzi, è una sorpresa anche per tutti voi. Allora, dove mi porti oggi? Oggi non ti ci porto io. E come? Ti ci porta lui, Giuseppe, l'agricoltore. Buonasera a tutti. È un Eccoci piacere qua. essere qui con voi Andrea, stasera. allora, guarda, Direttamente dalla sezione. subito. Sei il primo che avrai Vai. il nostro grembiule ufficiale. Allora, Speriamo di meritarlo. perché non è A che- parlare siciliano, Ah, Giuseppe. ok. Camomile, perfetto. Ma gente da mia, si Ok. caccognagge, perché Giuseppe mi ha portato questi prodotti, Andrea. sì, Ma guardate, guarda. vi facciamo vedere subito il logo. Facciamo di Giuseppe vedere, da vicino. sì. Allora, dove ti troviamo, Giuseppe? Questo qui, agricoltore per passione. Dove sei? Sui social? Come voi, anche io sono su tutti i canali social, da Facebook, Instagram, YouTube e ultimamente anche su TikTok. Diciamo che vi ho portato un po' della mia terra, che è soprattutto Chiaramonte Gulfi, famosissimo per l'olio Bene. d'oliva di Tond'Eblea. Non solo, perché vi ho portato degli oli aromatizzati sia al limone che a mandarino. Adesso voi mi direte se Wow. Wow. sono buoni. Noi ti vogliamo ringraziare perché ci ha portato pure l'arancia. L'arancia è un altro Appena prodotto raccolte. tipico della Guardate. nostra zona, e quindi Guardate facciamo che una bella buccia. insalata. Siamo pronti. Va bene, Giuseppe. Oggi facciamo proprio una cosa siciliana. Contenti e Esatto. contentissimi perché abbiamo l'autenticità. Quindi, mani... Tutto praticamente no chilometro zero, ma anche a metro, infatti. siamo al metro. Comunque A metro, rappresentiamo a metro. sempre la provincia di Ragusa perché Esatto. siamo qua. Ragusa, sì. Chiaramonte, siamo sempre sui Anche la monti delle Iblei. arance, infatti questo, ma tu che pensi, non la fanno a Giubbanne, Sì, certo. Però nasce alla provincia di Ragusa. Ma penso che nasce più verso le zone dell'Etna, ecco, Arance, più vero, delle certo. Appiana, delle arance principali. Però noi qui siamo detentori di questi elementi anche più freschi perché abbiamo una bella campagna generosa dove troviamo tutto. putresino, cipuda e Non tante ci belle manca cose. nulla, non ci manca nulla. E Tutto allora pronto? iniziamo. Ed eccoci qua. Allora, Giuseppe, io munno l'arancia. Tu raccontami da dove è nata la tua passione. Allora, la mia passione chiaramente è nata da piccolino, perché mio papà mi Vabbè. obbligava allora ad andare in campagna a raccogliere le olive. Non ero tanto contento quando ci dovevo andare. Adesso invece è cambiato e ho fatto diventare il mio lavoro, la mia passione. Abbiamo la grande fortuna di avere un olio di Tond'Eblea che a Chiaramonte Gulfi è conosciuto ormai in tutto il mondo, e non solo, perché dalla frangitura della Tond'Eblea non solo facciamo l'olio di Tond'Eblea, ma andiamo ad aromatizzarlo sia con il limone, utilizziamo sempre limoni biologici Sì. di Siracusa, e il mandarino verde, che andiamo a frantumare, quindi a macinare insieme all'olive. Assieme alle olive Insieme, maciniamo sì. sia il mandarino che il limone, e quindi otteniamo questi due oli che sono veramente molto profumati. Ora li proveremo, Giuseppe. Assolutamente. Giuseppe, Voglio la anche matta stare voglio l'olio il vostro- dell'agricoltore, il per vostro voto. passione veramente. Bravo Giuseppe. Grazie, Mi ha grazie. fatto molto piacere conoscerti e speriamo di... E sicuramente ci rivedremo, Sì, dai, sì, perché sì, è sì. una Va bene, bella quindi collaborazione. continua la ricetta. Quindi Luisa, cosa stai realizzando? Allora, niente, stiamo andando a arance. Ok, ti stiamo un anno come se E allora vi vogliamo ricordare che le bucce, i scorci e le arance non si buttano. Io domani poi li lavo e li metto al sole. E poi li essicchiamo e li frullo e li metto, sapete dove? Nei dolci delle ricette di Luisa. Allora Giuseppe, ci vuoi raccontare poi perché hai deciso anche di... Allora, è dato un complimento perché già Ma che l'abbiamo ci penso io? Tu assaggiati parla con e Andrea. sono buonissimi questi oli, ma perché hai deciso anche di sviluppare il tuo brand sui social? Perché lo potete trovare? Sì. Si può anche comprare online? Per il momento lo regalo, mi fa più piacere, sì, mi fa più piacere regalarlo, però è chiaro che è una prova, anche se vi sto usando da cavio addirittura. Veramente. Allora io Giuseppe Vediamo. l'ho conosciuto qualche anno fa, sempre come Luisa. Allora ero in Germania, un sta giorno Germania. dopo che lavoravo vedo il forno di Luisa, ma un'altra volta invece avevo Vede l'orto visto- mio. Ecco, vedevo il tuo orto.
uno dei primi video che se andate sul suo canale YouTube, Agricoltore per Passione, vedete proprio la realtà dei Monti Iblei. Poi avete fatto un video bellissimo perché è il momento che c'è Al calare del sole, al tramonto, sì. E quindi se volete anche darvi consigli sul vostro orto, Assolutamente. andate sempre su Adesso in primavera addirittura partiranno, come dire, gli orti didattici, faremo tantissimi Bello. orti, cioè nel mio orto andrò a dare dei consigli sul pomodoro, sulla melanzana, su tutto quello che anche in un balcone, anche a casa si può... Va bene, non vediamo l'ora. Si può Ci verremo a coltivare. trovare, vediamo Assolutamente, con la vi aspetto, troupe, vi aspetto, con la troupe. vi A aspetto. questo punto siamo pronti, vedete come sono nuzzano arance. Oh, non lo scordiamo, lui mi ha scordato che mi ha messo a parlare in italiano. No, a parlare come mangi. Cucina sì, con la picciotti non vi sigliate, purtroppo anche io sono imperfetto. Quindi che bello, con questi grambiuli che anche poi prossimamente troveremo il modo di farli vedere. Cioè, anche io sono E imperfetto. quindi ecco qui tutti gli ingredienti: l'arancia, la puccesina, cipolla, e anche adesso abbiamo deciso di mettere qualche oliva nera. Ma Ci sta, ci sta. ci sta, continuiamo. Ma camo, io davanti, qui allora come è finito? Tu ti metti a giuliare, ti Ci metti. vuole un cicciolone, no? Allora, io vedo già, ma non sai, un po' È dietetica, è dietetica sta? È dietetica? A voglia, No. a voglia. No, no, ok, non è dietetica. No, io non ne faccio cose dietetiche. Ma come? Ma io sono a dieta. Ma cavolo to, ma tu non mangi. Scusate, in Sicilia non si può stare mai a dieta, giusto? Giusto. Allora, arancia Allora. e monnata. Che arancia è questa? Tarocco, Tarocco di Sicilia. che era, diciamo, il rosso, diciamo, Sì, quello si vede, tipico. bella. Tipico. Perché uno fa la razza e dice arancia non gli la luce. No, arancia ci vuole pure un po' di altro. Per Altro, forza, certo. per forza. Poi qua cipollotto. Cipollotto fresco, tagliato. E Bella, abbondante. Abbiamo tagliato, poi ci mettiamo 2 olivette. Le olive nere. Siamo pronti per l'olio. Allora, l'olio. Aspetta, Allora, prima ci mettiamo un mettiamo po' il di sale, Ecco, un po' di sale. poi un pochino di Questo pure, peperoncino. tacata. Ah, No, vabbè, così. Luisa fa un po' Luisa. Io sono qui per assaggiare, ma cosa segna dietro? E quindi ci E siamo. ora dulcis in fondo, la cosa importante la mette Giuseppe. Ora, Giuseppe ci dà un bel... Ci Vai vuole Giuseppe. mezzo litro d'olio praticamente per l'insalata. Ma che colore. Wow, spettacolare. Ma anche questo aromatizzato metteremo un po' di mandarino. Sì, adesso assaggiamo pure quello al mandarino che condisce molto bene questa insalata. Poi noi molte volte, sai, che siamo così per caso, andiamo a mangiare sulla pizza, magari non abbiamo questa consapevolezza di mangiare un pane con l'olio, invece se vai nei stellati, Ormai è, diciamo, l'antipasto, diciamo, per... Eccellente. appena arrivi, questa è una cosa anche portata dall'America, perché era una cosa che si usava in America per assaggiare. Ad esempio in Germania c'hanno pure col burro, krauta butta, cioè il burro con le spezie, con le erbe, e il pane caldo, no? Che stai No, dicendo? No, non lo Cristo? capisco. Ma che ho capito? no, veramente, no, però no, volevo dire che è molto importante usare l'olio, non è che mangiare nei No, stellati. sto No, scherzando, no, no, assolutamente. perché seguire come dici sto parole, buttare Sì, no, le cose sono difficili. Tedesco, butta il burro, krauta, le erbe, mi viene ok. La migliore, Ma la siamo migliore, mezzi tedeschi. la migliore merenda, non me ne vogliano, diciamo, chi produce merendine, ma da sempre è stata pane, olio e origano. Vero, vero, vero. Beh, E poi c'è quel famoso video anche di Alberto Sordi, dice io ho una certa possibilità ma non ho perso il piacere di mangiarmi un pezzo di Bravissimo, pane bravissimo. con un po' di Con l'olio. pomodoro Assolutamente e sì, olio. assolutamente Quindi sì. sicuramente quest'olio ne vale la pena, quindi non è che la mangi Ascolta, ora a mangiare l'olio ora, per me e prima di assaggiarlo profumo. Luisa, vediamo come ti sembra. Ma se sento sciaurerò frandoio. È vero, Vero? buonissimo, buonissimo. Wow. I complimenti in Complimenti. assoluto. Anche Visto che prima hai detto del pane con l'olio. grazie. Vero. Mi sembrava che parlavo in tedesco, in arabo. Mi sembrava. Sì, no, parlavo toscano. Sì, vero, Ok. vero. Ma Ok. non era manco siciliano, manco originale Vai, siciliano. a te l'onore. Allora va bene, questo va bene. Visto no? che sei a dieta, ora Sì, Luisa. la cosa dieta. Che buono. Se finì a dieta, giusto? Sì, Quando finì. si finisce, se sono Questo- potuto più questo mangiare. pane dove l'ha comprato? La coppa o lì? Questo è il pane delle ricette di Luisa. Ok. Perché le arance sono come dessert. Grande, Giuseppe. Grazie.
Scusate, Carlo fa Gina, vieni, carino. Ok, A massaggiare che? Allora ci mettiamo mano pure qua, va? ma infatti. Pronti? A che però di cappa. Oggi non vuole cosa americana. Però già l'avete impreziosito l'olio, era buono ma l'avete impreziosito. Ma io sono italiano, mica si può. Ma il cuoco Salvatore dov'è? Lo facciamo venire? No, lasciamo stare, io ero italiano. Vabbè. Seguite. Giuseppe, questo olio è spettacolare. Buono, Grazie, meno male, meno male. buonissimo. Perché faccio un video? Mangiamo. Andando finisci di mangiare. Ma Buona. per la saggina. Venuto. Uè. Perché siccome tu sei a dieta, A mangiare più piccolo. Andrea, sei a dieta tu. Vabbè. A Giuppoluzza. C'è dieta e dieta, io sono cose genuine. Cose di lusso. Grazie per Grazie, questa Giuseppe, esperienza. Grazie a voi, grazie a voi, è stato un Veramente, piacere. È stato un piacere. Non poteva essere di meglio. Provatela anche voi questa ricetta. Qualche variante, Luisa, cosa potrebbe essere? Allora, possiamo mettere, allora, a insalata di arance nasce Caring, che però Dai, su, in questo momento ci siamo trovati un po' sprovvisti. Sì, infatti. Ma non lo ci abbiamo faremo, lo pensato. faremo No, la l'abbiamo prossima fatta volta. noi vegana questa ricetta. Ah, Poi vegano. c'è anche la versione dove si possono mettere i I finocchi. finocchi, io l'ho E- fatta con il salmone e la mela. La mela La mela verde. ci sta. Sai La mela che verde è buona buonissima, questa? E un Sì. altro Beh. elemento potrebbe essere anche un pochino di capuliato, che è molto Anche. comune nelle nostre Certo, zone che si va a mettere. Io mi ricordo che la rimenando, che proprio davvero si mangiava con la ringa, non l'acciuga. Vero. Proprio prendevano la La scatoletta ringa. a parte, La ringa, un esatto. pane di casa e l'arancia. Quindi grazie a tutti, vi salutiamo. E anche questa farà parte del libro che faremo di cucina sicura. Mi raccomando, se avete dei consigli, volete aiutarci in qualsiasi modo, contattateci. A Luisa la trovate su Su tutti i social, Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. come si chiama? Le ricette di Luisa, ma che sono? Ma sei per un atto asciutto! No, usano. Giuseppe, a te dove ti troviamo? Sempre come a Luisa in tutti i social, agricoltore per passione. Vabbè, e io E basta. per ultimo E a che noi ti troviamo? a Vittoria vi trovate ricette flash soprattutto su YouTube, poi c'è anche il sito, ci sono anche gli altri social. Va bene, ora basta, Ora basta. non si può lavorare a occhio, È possiamo buono. staccare. Andiamo Alla a prossima. continuare a mangiare. Sì, continuiamo. Grazie a tutti, picciotti, salutiamo. Ciao, ciao a tutti. Ciao.